Il consigliere regionale del Partito Democratico Montanariello si chiede se la regione sia intenzionata a ripristinare il treno del mare, che fino a una decina di anni fa congiungeva Chioggia con le aree del Tizie fino a Rosolina. Tale servizio ha permesso per 16 anni anche a chi risiedeva a Verona e Vicenza di giungere a Chioggia e di farlo senza coincidenze, trasportando una media di 500 passeggeri. Due erano le tratte, la Schio Vicenza Padova Rovigo Chioggia e la Cerea Rovigo Chioggia. Il biglietto del treno veniva abbinato a offerte e sconti sui servizi in spiaggia o sui soggiorni. Negli anni scorsi, ricorda Montanariello, l'idea di ripristinare il servizio con la possibilità di portare le bici al seguito era stata proposta dal presidente dell'ente Parco Delta del Po Veneto, adottando progetti green finanziabili con Recovery Fund. Il servizio del treno del mare è stato sostituito da servizi privati che garantiscono la tratta Bovolone sottomarina. Conclude Montanariello facendo notare il minor traffico su strada che potrebbe derivare dalla ripresa del servizio, alleggerendo le code e aumentando l'indotto economico delle località balneari che verrebbero toccate. Chioggia Azzurra, seguici su Facebook, su Blogspot, su YouTube, su WhatsApp, su Telegram. L'informazione locale completa, per saperne di più, per conoscere meglio. Tra la gente, per la gente. Segui i nostri canali. Iscriviti per rimanere informato. Chioggia Azzurra.